Buongiorno da Focus TG. Partiamo con una notizia appena pubblicata dal Gazzettino. Si rovescia l'acqua bollente addosso, bambina di 3 anni trasferita d'urgenza in ospedale a Padova, ha ustioni su tutto il corpo. Vi daremo aggiornamenti nel corso di questa edizione e restiamo comunque a Padova perché salgono a 9 i casi da contagio di West Nile, via ad altre disinfestazioni. Andiamo in diretta da Francesco Rattai. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo al servizio di igiene e sanità pubblica dell'ULSS 6 Euganea. Come lo vedete, il dirigente medico, il dottor Valerio Valeriano, che appunto in questi giorni si sta occupando, non solo in questi giorni, del tema del contagio da West Nile. Dicevi bene, salgono a 9 i casi con un piccolo cluster da 4 persone riscontrato negli scorsi giorni. È già partita la disinfestazione. Io chiederei alla regia di mandare il servizio che riepiloga i fatti avvenuti. Un cluster di infezioni da West Nile è stato rilevato presso l'area urbana di Padova, dove sono stati registrati complessivamente 4 casi non gravi di contagio. Si tratta di sole forme febbrili, secondo l'ULSS 6 Euganea, e in accordo con il Comune e una ditta di disinfestazioni è stato deciso di procedere con trattamenti antilarvali straordinari lungo le pubbliche vie e una bonifica porta a porta. Le aree interessate dalla bonifica sono quelle di Forcellini e Crocefisso e comprende le zone vicine, per un raggio di 200 metri, a via Polenton, via Bembo, via Paruta e via Filiasi. La profilassi messa in campo dal Comune e dall'ULSS è partita nelle prime ore di oggi, viste anche le condizioni meteo di ieri che avrebbero reso inefficace il trattamento. Con questi i casi di contagio di West Nile salgono a 9 in provincia di Padova. Ecco, questi i fatti. Col dottor Valeriano volevamo appunto approfondire, capire se c'è del pericolo per la popolazione o meno. Come si sta evolvendo il contagio da West Nile? Allora, qui a Padova abbiamo avuto 4 casi febbrili. Questo ha innescato il cosiddetto cluster o focolaio, che come da DGR 346 del Veneto del 2024 prevede che vengano fatte delle misure straordinarie. In questo caso specifico abbiamo fatto un ulteriore passaggio con larvicida sulla pubblica via, quindi sono stati trattati tombini ed eventualmente i fossi presenti e che dovessero avere delle larve, e vengono fatti interventi di porta a porta per bonificare eventuali focolai larvali presenti nelle, come dire, pertinenze dei privati. Voglio rassicurare la popolazione perché il West Nile ormai, come sappiamo, è una patologia infettiva endemica, una zoonosi endemica. Quello che possiamo fare però, e che è molto importante e che di fatto ci aiuta tanto e ci salva letteralmente la vita, è utilizzare repellenti cutanei, zanzariere, e cercare il più possibile di rimanere riparati con vestiario coprente chiaro, soprattutto nella sera, e l'imbrunire quando è più facile di essere punti dalle zanzare. Ecco, lo diceva il dottore, il tema del West Nile è oramai endemico sul nostro territorio. Non è come la dengue, che invece arriva da fuori e ha un evolversi completamente diverso. I 4 casi, come stanno i pazienti? Allora, come dicevo, sono tutte forme febbrili, stanno bene. L'unico caso un po' più delicato sono dei casi che è una signora oltre ottantenne che ha avuto episodi di diarrea abbastanza importanti, quindi per questo motivo è stata seguita a livello ospedaliero, però per fortuna non ha una forma meningoencefalitica, quindi non ha quel tipo di percorso che purtroppo ha avuto uno dei casi, come sapete, che è stato purtroppo letale. La signora, quindi confidiamo che nel giro di poco tempo si riprenda. Ecco, con una buona notizia, se non ci sono domande da studio io restituirei la linea. Grazie molto a Francesco Rattai e a Federico Cibotto per la parte tecnica. Restiamo a Padova perché Valentina Boscaro, in carcere per aver ucciso il fidanzato Mattia Caruso, potrebbe tornare ai domiciliari. A stabilirlo è stata una decisione della Cassazione.
Valentina Boscaro potrebbe tornare agli arresti domiciliari, una speranza per la giovane donna condannata in primo grado a 24 anni e in secondo grado a 20 per l'omicidio del suo fidanzato Mattia Caruso, avvenuto il 25 settembre del 2022. La Cassazione ha annullato il diniego del Tribunale del riesame agli arresti domiciliari per la Boscaro. Il ricorso alla Suprema Corte era stato presentato dai suoi legali ed è stato accolto. Secondo le motivazioni, Valentina, in attesa del processo, aveva già scontato un periodo ai domiciliari, in quanto convivente con la figlia, all'epoca minore di 6 anni. La donna non aveva commesso altri reati e non ha mai violato le prescrizioni imposte dai domiciliari. Un motivo questo che ha spinto la Cassazione ad annullare la decisione del riesame, che invece aveva bloccato l'attenuamento della misura cautelare. Inoltre la donna, in questo periodo di carcere a Verona, dove è stata dall'ottobre del 2023 dopo la condanna in primo grado, si sta occupando di servire pasti e non ha mai mostrato atteggiamenti di pericolosità sociale. Per la famiglia di Mattia Caruso questa possibilità è un affronto all'efferato omicidio del figlio ucciso dalla Boscaro con un'unica coltellata al cuore e mentre erano in auto dopo una serata trascorsa nel locale ai laghi di Montegrotto Terme. Valentina Boscaro disse di aver agito perché l'uomo la stava strattonando al culmine di un litigio. Poi aveva anche tentato di accusare un'altra persona e per questo è stata anche condannata per calunnia. Era scomparsa tra domenica e lunedì a Casale sul Sile una 21enne, Catiuscia Campanella. La si sta cercando attivamente. Sembra che si sia fatta viva con una sua amica. Sto bene, sono a Torino, avrebbe detto, ma ovviamente ci sono le verifiche in corso. Allo stato attuale il cellulare risulta spento, ma nell'ultimo contatto avuto con un'amica, Catiuscia Campanella avrebbe riferito di stare bene e di trovarsi nella zona di Torino, circostanza quest'ultima che i carabinieri stanno appurando anche con l'incrocio dei dati informatici e telefonici, perché se da un lato prevale l'idea di un allontanamento volontario, dall'altro ci sono lo stupore e la preoccupazione per il silenzio di una ragazza che non aveva mai dato problemi e che potrebbe aver raggiunto un giovane conosciuto su internet. Da qui la denuncia di scomparsa dei genitori e l'attivazione del protocollo ricerche da parte della prefettura che solitamente si apre nei casi dubbi o di potenziale pericolo. Insomma, non si vuole lasciare nulla di intentato. Catiuscia, 21 anni, non risponde ai genitori che restano nell'angoscia nella loro casa di Lughignano, solo in parte rincuorati dal messaggio all'amica. L'importante è che stia bene, ci dice il padre, che però preferisce non aggiungere altro. La ragazza è scomparsa ufficialmente nella notte di domenica, sicuramente prima delle 4. È alta 1,50 m, capelli e occhi castani, ma soprattutto una ballerina tatuata su una caviglia, un particolare che avrebbe attirato l'attenzione di una nostra telespettatrice di San Vendemiano in questi giorni a Bibione. L'ho vista lunedì mattina alle ore dalle 6 alle 6:20 come fascia oraria ed era su una laterale di corso che da Corso Europa porta verso la spiaggia, all'altezza dell'Hotel Corallo. Mi ha stupito questa ragazzina perché era vestita in modo elegante con questo abito nero scuro e aveva questa ballerina tatuata dietro verso la parte finale della caviglia. E quindi lei ha allertato i carabinieri quando? Ieri sera, nella serata di ieri verso mezzanotte, dopo che ho visto la seconda vostra edizione. E quando ho sentito del vestito nero e del tatuaggio l'ho collegata benissimo. Si sente di dire qualcosa ai familiari di questa ragazza? Guardi, io come mamma ho chiamato, io gli dico che vengano a farsi un giro a Bibione perché secondo me questa ragazzina è qua da queste parti. Stamattina come tutte le mattine io sono uscita a camminare, l'ho cercata con lo sguardo, con la speranza di trovarla, perché se la vedo la fermo e gli parlo come parlerei a mia figlia. Sono ancora interrotte le comunicazioni stradali tra Veneto e Friuli, in particolare tra la Carnia e il Comelico, per le due grosse frane che hanno praticamente bloccato due strade importanti. Andiamo subito in diretta da Omar Costantini.
Sì, grazie direttore, buongiorno. Siamo proprio nel punto in cui 24 ore fa vedevamo la massa franosa che ha interrotto il collegamento tra Sappada e il Comelico. La situazione attuale è questa: la strada è stata completamente sgomberata e alle 15 verrà riaperta al traffico regolare con senso unico alternato da impianto semaforico. A tempo di record FVG Strade insieme a Veneto Strade è riuscita a ripulire quello che era i 3.500 metri cubi tra ghiaia, fango e pietre e poter dare in sicurezza il transito, riaprendo, come detto, questa zona che era per 24 ore isolata. Questa è la situazione, ripetiamo, alle 15 la strada sarà riaperta nuovamente al traffico con senso unico alternato. Io prima di ripassare la linea allo studio al direttore lancerei il servizio con l'intervista che abbiamo appena raccolto con l'assessore regionale Riccardo Riccardi, che ci fa il punto anche in merito alla frana che sta chiudendo in questo momento la Forcella Lavardette in Val Pesarina. Assessore Riccardi, il punto della situazione dopo questi smottamenti qui nella zona dell'Alto Friuli? Ma la 355 insomma credo che ormai sia questione di ore, quindi tra l'altro in una condizione dove si è preferito la prudenza visto la diramazione dell'allerta, altrimenti secondo me questa viabilità anche per il fenomeno che ha riscontrato, insomma, non vedo grandi cose, stiamo parlando di alcuni migliaia di metri cubi, quindi in una condizione sicuramente molto diversa da quella della Val Pesarina, dove la Val Pesarina è una situazione molto più complessa che è figlia inevitabilmente dei fenomeni che stiamo continuando a conoscere, cioè fenomeni meteorologici violenti, puntuali e frequenti. La Val Pesarina ha una dimensione che noi stimiamo attorno alle 20 volte del fenomeno che c'è qui, sicuramente il ripristino di una viabilità in una condizione molto più complessa, quindi là ci vorrà del tempo per capire, anche perché dopo che avremo modo anche con la collega Mirante di affrontare il tema della riapertura della viabilità, il problema è capire cosa c'è nel versante, cosa c'è a monte del versante, quali sono le misure per cercare di mettere le condizioni di un eventuale ulteriore sversamento a sicurezza, perché non è che possiamo aprire le strade mettendo a rischio le persone. Quindi secondo me anche in questa fase abbiamo superato un momento di difficoltà, naturalmente siamo attrezzati ormai da tempo ad affrontare fenomeni di queste dimensioni. Buona notizia ci ha dato il collega di Udine Omar Costantini, perché dalle 15 la strada sarà ripristinata, quindi il traffico sarà di nuovo regolare. Oggi in regia ci sono Tony Esposito e Simone Merlo. Adesso andiamo in diretta a Ponte di Piave da Marta Marangon, perché è stato visto da Marta Marangon e Alberto Pivetta per la parte tecnica, perché è stato visto nuovamente il lupo del Piave. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, si continuano a susseguire le segnalazioni di avvistamenti di questo lupo che da oltre un mese si sta spostando nei comuni lungo l'asta del Piave. Avvistamenti ci sono stati a partire da Macerata, Spresiano, Ponte di Piave, Saletto, Breda, Fagarè. Quindi insomma tutta questa zona è stata visitata da questo lupo, un esemplare singolo, quindi un lupo che evidentemente si è allontanato dal branco e dai monti è sceso proprio seguendo il corso del Piave fino alla pianura. In questi giorni ci sono dei contatti tra i comuni dell'area interessata, la provincia e il Ministero, proprio per delineare quelle che saranno le linee da seguire per la cattura e l'allontanamento di questo animale. Qui con me abbiamo la sindaca di Ponte di Piave, Paola Roma. Buongiorno sindaca. Allora, cosa si sta facendo per questo lupo continuamente segnalato, con una presenza che sta cominciando ad allarmare la popolazione? Proprio di queste ultime ore la notizia di alcune galline che sono state sbranate. Ma intanto ringrazio la Polizia Provinciale, la Regione Veneto e comunque anche tutta la parte legata alla nostra Polizia Locale, perché attraverso appunto anche il Corpo
Corpo forestale stanno cercando di individuare, grazie agli avvistamenti che vengono dati da parte dei cittadini, la posizione dell'animale selvatico. Voglio ricordare che ai cittadini, soprattutto parlo per Ponte di Piave nell'area golenale, abbiamo dato delle informazioni precise concordate con la Regione e con la Polizia Provinciale legate alle modalità di contatto anche rispetto a questo animale. Intanto di stargli lontano, se si è vicini di battere le mani e comunque di allontanarsi e di segnalare comunque al numero legato al recupero animali, al centro di recupero animali selvatici e anche appunto alla nostra polizia locale. Dall'altra parte di portare per esempio fuori i rifiuti il giorno dopo al mattino e non alla sera, e anche in chi fa il recupero da parte dell'umido di tenere sotterrata anche la situazione legata a questo per evitare che si possa avvicinare appunto la specie. Dall'altra parte chiaramente di tenere i cani al guinzaglio e per gli animali d'affezione e di compagnia, ma anche per il pollame, di tenerli chiaramente recintati. Queste sono delle buone norme soprattutto per preservare la situazione. Si tratta chiaramente di una specie protetta e sulla base di questo noi eseguiamo le indicazioni che ci vengono date non solo dalla Regione, dalla Polizia Provinciale, ma chiaramente dal Ministero dell'Ambiente, perché qualsiasi tipo di intervento, essendo specie protetta, deve essere autorizzato dall'ISPRA e dal Ministero dell'Ambiente. Ecco che è proprio appunto di queste ore, proprio con la Regione e con il Ministero, che stiamo attendendo quelle che saranno le modalità che verranno individuate proprio per il recupero dell'animale e per lo spostamento dello stesso nell'area ovviamente più idonea. È importante che i cittadini che fanno le segnalazioni le facciano puntuali e precise del luogo geolocalizzato dove si trova l'animale, per permettere chiaramente di avere delle indicazioni puntuali su quali saranno poi gli interventi da farsi. Questo è fondamentale, e lo ripeto anche ai cittadini, di attuare quelle buone norme, quei buoni comportamenti che ci permettano non solo di mettere in sicurezza chiaramente la persona, ma anche lo stesso animale, che chiaramente non è stanziale di queste aree, che naturalmente deve ritornare nel proprio ambiente dove si trovava. Ecco, quindi avete sentito quelle che sono le norme che sono state date appunto dagli enti preposti ai cittadini sulla raccolta differenziata dei rifiuti per evitare che l'animale possa essere in qualche maniera attratto, sulla protezione degli animali domestici e d'affezione. Ma c'è anche un'altra indicazione, Sindaco, che è molto importante, ed è quella di non avvicinarsi al lupo e soprattutto non cercare di dargli da mangiare, come invece è accaduto nelle scorse settimane, quando l'animale si è avvicinato ad un gruppo di giovani che in un'area picnic stavano facendo una grigliata. Certo, assolutamente è un comportamento da non tenere, anche perché parliamo di un animale, una specie protetta, fa male a lui, danneggia lui, ma anche non crea quelle situazioni per cercare di recuperare l'animale e permettere anche alle varie enti preposti, tra cui appunto il centro di recupero, ma anche la stessa polizia provinciale, di intervenire nelle indicazioni. Quindi assolutamente non sono condizioni attuabili da parte dei cittadini, che invitiamo a non dare chiaramente da mangiare, questo perché soprattutto fa male anche all'animale stesso. Ecco, direttore, da Ponte di Piave è tutto. Con la collaborazione tecnica di Pivetta io vi restituisco la linea. Grazie. Grazie Marta, la sindaca di Ponte di Piave Paola Roma. Ovviamente l'appello giustissimo è quello di far catturare questo lupo dagli enti preposti, da chi si occupa della fauna selvatica, e va riportato nelle località che normalmente frequenta, e non bisogna fargli del male. Questo vale per tutti gli animali, soprattutto in un momento in cui c'è un abbandono raccapricciante di cani e di gatti nei mesi estivi. Sempre a proposito di lupi, c'è un aumento esponenziale non solo sull'altopiano per quanto riguarda la presenza, ma anche una situazione che qui è davvero fuori controllo, perché una delegazione della provincia di Vicenza ha incontrato a Venezia le autorità regionali dopo gli ultimi casi di vacche, di pecore che sono state letteralmente sbranate sull'altopiano. Una popolazione di lupi attualmente in salute, in costante aumento, e che non può aumentare all'infinito, perché in questo modo turba l'equilibrio fra gli allevatori, i residenti, i turisti e la popolazione di animali selvatici stessi. Quindi auspichiamo quanto prima un piano di intervento che ripristini questo equilibrio. Ufficialmente in provincia di Vicenza solo nel primo semestre dell'anno sono state oltre 90 le predazioni registrate, ma il numero è approssimato per difetto, perché certifica solo i casi denunciati. Un
trend impressionante che attesta una tendenza ormai fuori controllo, soprattutto nei comuni montani tra Valdagno e Schio e quelli dell'altipiano. I lupi però stanno uscendo dall'areale tradizionale per spingersi in pianura. Tra gli ultimi casi segnalati quello di San Michele di Bassano. Per segnalare ufficialmente la preoccupante situazione in regione, una delegazione della provincia Berica ha incontrato le autorità nella sede di Palazzo Balbi, consegnando una lettera firmata di 40 sindaci che chiedono interventi urgenti per sopire le preoccupazioni e scongiurare l'abbandono delle maghe da parte degli allevatori. I sindaci del Vicentino hanno sollevato la questione del lupo, in modo particolare quelli dell'altopiano, ma non solamente loro, quindi io in rappresentanza della provincia ho anche sottolineato quello che è il ruolo delle nostre polizie locali e provinciali in questo caso, che sono in costretto contatto con gli uffici anche regionali. Il problema ovviamente deve essere comunque affrontato sia a livello nazionale che europeo, e quindi questa è la richiesta che facciamo alle autorità di competenza. Un problema su cui occorre intervenire in modo deciso, e noi come Regione siamo al fianco degli amministratori con tutte quelle che sono le azioni che oggi ci vengono consentite dalla legge, ma abbiamo bisogno di strumenti più incisivi, abbiamo bisogno che venga finalmente data la possibilità di contenere la popolazione dei lupi che oggi è in forte espansione nella nostra regione. Ieri una forte ondata di maltempo, non si escludono nel corso della giornata altri temporali con grandine e piogge intense nelle zone pedemontane. Squadre dei Vigili del Fuoco sono state attive dal tardo pomeriggio di ieri per questa ondata che a causa delle forti raffiche di vento ha divelto diversi alberi. Qui siamo nel Vicentino, 150 interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la regione. Ondata di maltempo che si è abbattuta in regione ieri nel tardo pomeriggio con piogge, grandine a macchia di leopardo e forti raffiche di vento. Sono stati in tutto 150 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco, particolarmente colpite le province di Verona e Vicenza. In entrambi i comandi sono stati 40 gli interventi effettuati, 30 a Venezia, 20 a Padova e a Rovigo. Gli interventi hanno riguardato principalmente danni causati dal forte vento, alberi abbattuti e danni d'acqua. A Vicenza l'ondata di maltempo ha colpito in particolar modo la città, con diversi alberi divelti caduti sulle carreggiate che hanno comportato la chiusura temporanea di alcune strade cittadine in attesa della rimozione. Sono stati chiusi anche i parchi cittadini Querini e di Villa Guiccioli per ragioni di sicurezza, in attesa dei sopralluoghi che si stanno compiendo in mattinata in città. A lavoro le squadre della Protezione Civile, oltre a quelle di VIReti e di AMCPS. I punti più critici hanno riguardato alberi caduti in Viale Margherita, Viale Diaz e Viale Camisano, dove una pianta è caduta sui cavi elettrici. La caduta degli alberi ha comportato anche disagi alla circolazione. L'incendio al magazzino cinese Aumai di Conegliano, i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme, hanno cominciato a eseguire i rilievi per accertare le cause del rogo, ora al vaglio della polizia giudiziaria. Resta il giallo e si stanno seguendo, come succede in queste circostanze, tutte le piste. È ancora acre l'odore che pervade l'aria dentro e attorno lo store cinese Aumai di Conegliano l'indomani dal devastante incendio. Colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Fiamme che hanno interessato tutto lo stabile di 4.000 metri quadrati che si trova nella circonvallazione appena fuori il centro città. Resta il giallo sulle cause che hanno fatto scoppiare l'incendio e su cui stanno indagando i tecnici dei Vigili del Fuoco, arrivati per un sopralluogo in mattinata per accertare anche l'agibilità dello stabile. E poi avremo anche un rilievo invece da parte personale della Polizia Giudiziaria per stabilire le cause dell'incendio, per stabilire eventuali punti di innesco e la modalità di propagazione dell'incendio, anche se questo non è comunque semplice perché l'incendio ha coinvolto veramente tutto il volume locale, quindi un incendio generalizzato che maschera in maniera abbastanza notevole quello che potrebbe essere il punto di innesco dell'incendio. Secondo i primi rilievi, le fiamme sarebbero partite vicino alle casse in prossimità di alcuni scaffali del reparto casalinghi. Sarebbe lì infatti che i Vigili del Fuoco hanno rilevato la maggior concentrazione di calore. Troppo presto però per definire quali siano state le cause scatenanti il rogo. Al momento nessuna ipotesi è esclusa. Incendio che ricorda quello che si era scatenato in un magazzino cinese a Preganziol nel maggio del 2023. In quel caso il rogo era divampato in piena notte
notte, un atto doloso su cui pendeva l'ipotesi del racket. Il caso di Conegliano appare però più complesso e con molti punti interrogativi ancora da risolvere. Prima di tutto perché è divampato durante il giorno intorno alle 3 del pomeriggio, quando all'interno c'erano clienti e dipendenti, 3 dei quali sono rimasti intossicati e per questo soccorsi e portati all'ospedale. Per la catena di negozi Aumai non un periodo roseo. A maggio era stato infatti arrestato dalla Guardia di Finanza di Monza per una frode fiscale da 20 milioni di euro il proprietario Chen Wenzhou, a cui sono stati sequestrati beni e denaro per 6 milioni di euro. Market Aumai di Conegliano non di proprietà. I gestori di origine cinese sono infatti in affitto nello stabile di Livio Bernardi, che da poco ha aperto un'attività proprio sopra il magazzino e che durante l'incendio ha assistito incredulo mentre le fiamme divoravano la sua proprietà. Uno dei primi a chiamare i soccorsi, il direttore dell'attività di deposito. Sono arrivato per primo, purtroppo abbiamo chiamato i vigili del fuoco, le autoambulanze e tutto, di modo che non ci sia nessuno che si è fatto male. Ci siamo accorti, ho avuto un cliente che mi ha chiamato, che era andato via subito prima di me e ha visto dalla parte delle casse che c'era su incendio. Locali che sono stati per la maggior parte risparmiati dalle fiamme grazie ai dispositivi antincendio. I locali al piano superiore possono, fra virgolette, ritenersi agibili. Servizio della nostra inviata Edi Kaliman, che ha sentito anche il sindaco di Conegliano Fabio Chiesa, che rispetto alle preoccupazioni ha detto nessun problema per la salute dei cittadini. Sono analisi che ci confortano, nel senso che non ci sono problemi per la salute dei cittadini. Tira un sospiro di sollievo Conegliano il giorno dopo l'incendio che ha devastato lo store cinese Aumai. In fumo articoli di abbigliamento, casalinghi ed elettrodomestici, tutti materiali altamente infiammabili che potevano potenzialmente sprigionare fumi tossici. Nessun pericolo per le zone limitrofe secondo i rilevi ARPAV, nonostante la densa colonna di fumo. Danno ambientale scongiurato anche grazie all'intervento massiccio dei vigili del fuoco arrivati da Conegliano, Vittorio Veneto, Pordenone e Treviso. Erano tanti, ma veramente oltre 50 dispiegati in 35 massimo nello stesso momento. È stato bello vederli perché ci rendiamo anche conto di qual è la forza del nostro territorio e i valori di questi uomini. Operazioni di spegnimento che sono proseguite fino alla notte con una squadra dei vigili del fuoco rimasta a sorvegliare la zona per evitare che curiosi o sciacalli si introducessero nello stabile. Con loro anche protezione civile, carabinieri e polizia locale per aiutare nella messa in sicurezza delle zone adiacenti l'attività. Via Manin chiusa fino a completo spegnimento dei focolai. Un boato e poi le fiamme, così raccontano i testimoni titolari delle attività nelle immediate vicinanze del magazzino. Sono entrati dei clienti che erano stati andati nel negozio Aumai mentre aspettavano che io aprissi. Sono entrati e mi dicevano che erano scoppiate delle fiamme all'interno del negozio. Fiamme e anche botti contemporaneamente. Ovviamente all'interno ci sono bombole, lacche, vernici eccetera, quindi ci aspettavamo questo. Ha cominciato a girare le immagini sui social ancora prima di accorgersi, poi appena mi hanno chiamato siamo venuti a vedere quanto poteva contaminare la periferia del locale. Mi pare che la prima chiamata alla centrale sia arrivata alle 4. Città bloccata, traffico deviato sulle strade alternative, provocando disagi alla circolazione, lunghe code su tutta la circonvallazione fino alla riapertura tarda sera della trafficata Pontebana. Il lavoro di tutti ha fatto in modo che questo evento tragico per la città fosse comunque un evento contenuto. C'è un aumento degli incendi nelle aziende, ma nulla in confronto all'escalation dei furti nei negozi. C'è esasperazione, vediamo la prima pagina del Mattino di Padova. Furti di bici, negozianti esasperati. L'ex campione Morbiato dice costretto a dormire in negozio. Le reazioni dopo l'escalation dei colpi, l'ultima quella in un negozio di Mestrino. L'ex olimpionico di Albignasigo dice devo salvare l'attività. Fioriere antipredoni sono state a questo punto collocate. 3 ragazze del gruppo Scout Agesci di Treviso, di stanza Lorenzago di Cadore, sono state soccorse sul Varmosta Forni di Sopra perché bloccate dal temporale.
Tre giovani ragazze del campo scout a Gesci, Treviso, di stanza a Lorenzago di Cadore, sono state soccorse nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 agosto nella zona del Varmost, in comune di Forni di Sopra, dopo che avevano smarrito il percorso per raggiungere una malga dove avrebbero dovuto pernottare per la notte. Le tre, causa il temporale imminente, si sono trovate in difficoltà allertando i soccorsi attraverso i propri cellulari. Per fortuna sono riuscite a telefonare comunicando all'operatore Sores che avevano tentato di raggiungere i loro capi scout telefonicamente per segnalare la difficoltà, ma senza riuscirvi. I soccorritori in meno di 20 minuti a piedi le hanno raggiunte, a cui è stato raccomandato di rimanere ferme in quel punto. Le giovani sono state assicurate con la corda e accompagnate a valle in sicurezza sotto la pioggia battente. Prese in carico dai carabinieri, sono state accompagnate al campo scout. Palloncini colorati e le note del cantante Irama. Per l'ultimo saluto alla 21enne Linda Zennaro, i cui funerali sono stati celebrati a Campalto. Linda Zennaro, che era morta al Lido di Venezia dopo aver assistito alla notte del Redentore. A Campalto, per l'ultimo saluto a Linda Zennaro, 1 migliaio le persone dentro e fuori la chiesa dei Santi Martino e Benedetto. Sul sagrato i palloncini celesti anche a forma di cuore, quelli bianchi, ognuno con inciso il suo nome, Linda. Poi c'è l'album di foto tra glitter e cuoricini colorati, momenti di spensieratezza e grandi sogni tipici dei 20 anni, quelli tragicamente rubati a Linda la notte in cui al Lido di Venezia ha perso la vita. Era la notte del Redentore. Linda aveva partecipato ad una festa in spiaggia e così anche per il commiato la mamma, Rossella, il papà Roberto, il fratello Alvise e gli amici hanno voluto ricreare quel clima di luce e festa sulle note di Irama con un brano scelto non a caso, proprio mentre tra gli applausi con l'uscita della bara di legno chiaro su un letto di fiori bianchi indaco i palloncini bianchi si liberavano verso il cielo. Una festa l'ha strappata via così poco prima dall'altare Don Massimo Cadamuro, che ha celebrato l'omelia nel corso della quale si sono susseguiti con interventi il cugino Nicolò, che si è fatto portavoce del fratello di Linda, seduto in prima fila accanto ai genitori. Così improvvisa, come sei entrata nella mia vita, così te ne sei andata, senza darmi il tempo, con la possibilità di tenerti la mano e chiederti di restare per ogni giorno della mia vita. Non sei andata via, sei passata nella stanza accanto, così tra gli amici citando i versi di Sant'Agostino. Asciuga le tue lacrime e non piange, segnami il tuo sorriso e la mia pace. Servizio di Anna Maria Parisi. Vediamo la prima pagina della Nuova Venezia, un lutto, il papà di 41 anni stroncato da un tumore scoperto 9 mesi fa. Cristian Malavolti viveva a Sottomarina e lavorava alla Galleria Contini a Venezia. Il dolore della sorella Nicole, eravamo convinti che il peggio fosse passato. Dopo gli scontri di domenica tra tifosi, la questura di Cesena ha emesso 34 provvedimenti di daspo nei confronti di ultras bianco-scudati. Sono 172 anni complessivi quelli inflitti come daspo a 34 ultras padovani dopo gli incidenti prima della partita di Coppa Italia Cesena-Padova di domenica scorsa. I provvedimenti sono stati emessi dal questore della provincia di Forlì Cesena nei confronti dei supporters biancoscudati ritenuti responsabili degli scontri tra le due tifoserie vicino allo stadio Manuzzi di Cesena. Gli scontri erano nati quando una cinquantina di ultras padovani, armati di aste e bottiglie di vetro, si erano diretti verso il bar Bomboniera, abituale ritrovo dei tifosi avversari, provocandoli cercando lo scontro con loro, che poi è arrivato. Le forze dell'ordine si sono quindi frapposte tra i due gruppi, dividendoli e cercando di disperderli. Dalle indagini è emerso che una parte dei tifosi padovani aveva raggiunto Cesena con 7 minivan, uscendo in autostrada a Forlì e non a Cesena, per evitare i controlli predisposti dalla questura romagnola. Dalla ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine, il gruppo avrebbe inoltre parcheggiato i mezzi nelle vicinanze per compiere l'azione e poi allontanarsi.
Dei 34 DASPO emessi, 20 sono recidivi. La durata dei provvedimenti va da 2 a 10 anni di allontanamento dagli eventi sportivi. La prima pagina del giornale di Vicenza, Valle del Chiampo, scoperti lavoratori clandestini in diverse aziende, denunce e maxi multa. La terribile esplosione di Quinto di Treviso del 26 giugno scorso, dopo oltre un mese è stato dissequestrato il locale che era stato dato alle fiamme. Mentre proseguono le indagini, la titolare spera nella riapertura. Poche ore dopo il dissequestro, la giovane Sara si è subito rimboccata le maniche per risistemare quel che resta del suo locale, il Dolce Caffè di Quinto di Treviso, sulla Noalese. Qui, all'altezza di Vicolo Marangon, per oltre un mese la scena del crimine è rimasta cristallizzata, tutto sotto sequestro, nello sconcerto dei residenti con le macerie e i vetri a terra. È la notte del 25 giugno scorso quando una spaventosa esplosione distrugge il bar. La deflagrazione tira giù dal letto un intero paese, forse solo per miracolo non ci sono feriti. È un innesco senza dubbio doloso sul quale si sono allungate diverse ombre, dal racket estorsivo alla vendetta personale. Le indagini ancora in corso hanno portato alla denuncia di 2 soggetti, esecutori materiali, mentre mancherebbe all'appello il mandante. Una vicenda delicata, ma forse il dissequestro segna un punto di svolta. Questo l'augurio anche del sindaco Durigon. Sicuramente è una notizia positiva perché significa che qualcosa è stato chiuso. È stata inquietante anche sotto un certo punto di vista strana e inaspettata. Quindi immagino che dovremo sperare che si possa riaprire il bar, insomma che la ragazza Sara riesca del suo intento. Sara, impegnata nei primi lavori di ripristino, preferisce non parlare né apparire, dice solo che vuole rimettere tutto a posto e sogna di riaprire il suo bar. Questo l'obiettivo, chi la conosce tifa per lei. Spero riapra, sinceramente, anche perché se lo merita, è una brava ragazza e gli auguriamo tutto il bene. Voi da vicini, insomma, che idea vi siete fatti di tutta questa storia? Nessuna idea, guarda, nessuna idea, non abbiamo la più pallida idea di cosa possa essere successo e di chi sia stato a farle questo. Però voi vi augurate. Non se lo meritava, ci auguriamo che riapra la Sara. Altro fatto di cronaca, una sassaiola tra extracomunitari in via Roma a Treviso, a pagarne le conseguenze il negozio di sigarette elettroniche con un sanpietrino che è finito all'interno dell'ufficio. Nei frame delle telecamere si sentono urla in lingua straniera. È la tarda serata di lunedì quando le telecamere a circuito chiuso dell'Infinity Smoke di via Roma registrano il frastuono provocato da un sanpietrino lanciato contro la vetrata. La scoperta all'indomani quando il titolare entra in negozio. L'ho trovato al piano superiore e poi facendo delle analisi dalle telecamere interne abbiamo sentito che verso le 23:04 precisamente c'era sicuramente una rissa tra extracomunitari, preciso extracomunitari, per il fatto che la lingua era straniera. Da quanto abbiamo capito il primo sanpietrino è caduto su una macchina che era in corsa appunto qui in via Roma e l'autista ha dato giustamente l'allarme. Da quello che ho capito non si è fermato perché aveva paura e questo è comprensibile. È intervenuta la polizia però da quello che ci è stato riferito non hanno trovato più sul posto nessuno. La cosa che mi lascia molto perplesso è che dicono esserci un sacco di telecamere e mi sembra impossibile che non sia un'immagine, non dico magari dell'individuo ma comunque del gruppo e degli schiamazzi che c'erano a quell'ora. Insomma, una probabile rissa finita in sassaiola con sanpietrini scagliati a casaccio e potenzialmente pericolosissimi. È un problema perché è un'arma, cioè vale più secondo me un sanpietrino di un coltello, perché col sanpietrino se colpiscono un ragazzino, una bicicletta, insomma non è più una vetrata che si risolve con un danno economico, ma lì diventa un problema e pertanto ritengo che sia
secondo me è doveroso sistemare questa cosa qui. Manutenzione e sicurezza sono due facce della stessa medaglia per Bisori, reduce da una spaccata nel 2013 ma anche da un'aggressione. 3 anni fa sono stato aggredito da extracomunitari con delle bottiglie e poi lì ho sporto denuncia e basta, hanno fatto dei DASPO e da quel momento lì, diciamo, la zona nostra si è un po' calmata, però bisogna denunciare, altrimenti non facciamo niente. Ma se noi denunciamo abbiamo bisogno delle autorità che ci tutelino. Servono controlli H24 perché la zona potrebbe essere una bella zona, è una porta importante di Treviso. Un quadrante che resta caldo, quello di Via Roma, con il commerciante che si rivolge direttamente alle istituzioni. Mi piacerebbe vedere, dico il sindaco perché è il primo cittadino, magari come faceva Gentiloni una volta che passavano i negozi a chiedere come andava, giusto per fare 2 chiacchiere e capire dove sta, diciamo, il nocciolo della questione, perché mi sembra di capire che non riusciamo a migliorare la zona. Il sindaco Mario Conte ha raccolto l'appello e andrà a trovare i commercianti. Sentiamo cosa ha detto. Io passo sempre laddove succedono degli episodi spiacevoli, quindi se riesco già oggi pomeriggio passerò, se no al massimo nella giornata di domani andrò a portare la mia solidarietà. Viene subito raccolto dal sindaco Conte l'invito di Alessandro Bisori ad incontrarlo. Il commerciante di Via Roma ha trovato la vetrina del suo negozio infranta da un San Pietrino lanciato probabilmente durante una rissa finita in sassaiola. Gli porterò la mia solidarietà e vicinanza, ha detto Conte, ma gli spiegherò anche le tante cose che sono state fatte per questa zona della città. Era da un bel po' che in quel quadrante non succedevano episodi gravi, segno evidente che attraverso le telecamere, ma soprattutto la presenza delle forze dell'ordine e anche dell'esercito nel progetto Strade Sicure sta portando sicuramente dei benefici. L'attenzione rimane comunque alta nel quadrante tra Via Roma e la stazione ferroviaria. Quello che è successo è un episodio, ahimè, brutto, antipatico, ma isolato per fortuna, che però non deve rimanere impunito. Quindi chiederò al prefetto e al questore di intensificare i controlli e nel caso dell'episodio anche le indagini per cercare di individuare il responsabile che quantomeno possa risarcire dei danni il commerciante. Adesso andiamo a Bassano del Grappa in diretta da Monica Smiderle, per la parte tecnica c'è Renzo Rigonna. La questione dei PFAS, dopo i controlli ARPAS saranno necessarie altre verifiche. A te Monica. Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, mi trovo a San Michele, questa frazione, quartiere di Bassano del Grappa. Con me c'è l'assessore all'ambiente del comune di Bassano Andrea Viero e il presidente del consiglio di quartiere San Michele Enrico Feltrina. Allora, come dicevi, si parla di PFAS perché i dati che erano stati diffusi qualche mese fa mostravano appunto la presenza di sostanze PFAS nelle acque di ruscellamento di San Michele. Ci troviamo ai piedi della discarica Pascolara, ci troviamo in una zona verde che è stata super monitorata dall'ARPAV nell'ultimo periodo. I dati di ARPAV sono stati protocollati in municipio esattamente il 29 di luglio e oggi sono stati resi pubblici e quindi inseriti nel sito del comune. Assessore, che cosa dicono i dati di ARPAV che, come si diceva, ha compiuto un super monitoraggio con 10 punti di campionamento? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente dell'invito e l'occasione insomma per fare anche il punto della situazione che è sicuramente monitorata e sotto controllo. È chiaro, insomma, c'è un punto preciso nei pressi della discarica dismessa ex Pascolare che dà dei dati che sono anomali, però io ci tengo a precisare che è un punto specifico, che i dati sono sotto controllo e che l'acqua del comune di Bassano, soprattutto della frazione San Michele, è in ordine, cioè l'acqua del nostro acquedotto è perfetta. Ora è chiaro che è una situazione che va controllata e che non è assolutamente lasciata in secondo piano, però io anche chiedo e credo che questa sia l'occasione giusta per dire di non creare allarmismi. Qui insomma è una bellissima frazione della nostra bellissima città, ci sono degli scorsi naturalistici e paesaggistici che sono bellissimi, ci sono aziende del territorio insomma conosciute anche a livello internazionale, la situazione è assolutamente sotto controllo. Chiedo insomma anche alle parti politiche di abbassare un po' i toni, la situazione è monitorata e insomma cerchiamo di collaborare assieme per trovare poi una soluzione che sia concreta.
Presidente, allora i cittadini come vivono questa situazione? C'è preoccupazione? Sicuramente un po' di preoccupazione c'è, ma già il Consiglio di quartiere già da qualche tempo li ha già rassicurati, perché come detto appena adesso dall'assessore, le acque acquedottistiche non sono assolutamente coinvolte e diremo che il punto da cui escono i FOS è sicuramente monitorato ancora dal 2016, ricordoci, è monitorato da tantissimi anni ormai ed è sicuramente limitato sia per dimensioni che per coinvolgimento di persone. Ecco, da San Michele è tutto. Direttore, io ringrazio i miei ospiti e restituisco la linea allo studio. Molte grazie a Monica Smider e a Renzo Rigone. Adesso andiamo da Federico Fusetti a Sossano, perché il presidente Zaia ha inaugurato 4 lotti della nuova pista ciclopedonale Treviso-Ostiglia. A te, Federico. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG, siamo con il presidente della regione, buongiorno e grazie Luca Zaia. È un'opera che in realtà servirà a più province, soprattutto lei ha detto vuole un Veneto che a livello internazionale si possa visitare a piedi, in bicicletta, con calma. Di pace, visto considerato questa ferrovia di 118 km da Treviso a Ostiglia in provincia di Mantova nasceva come la ferrovia della guerra per gli eventi bellici. Oggi inauguriamo questa pista ciclabile che con l'inaugurazione di oggi fa 89 km su 118 e poi entro fine 2025 concluderemo gli ultimi rimanenti e diventerà la pista ciclabile Treviso-Ostiglia per la pace. E poi a chi sarà rivolta? Ha parlato di giovani come futuri... Guardi, qui arriveranno centinaia e migliaia di visitatori, soprattutto stranieri, non dimentichiamocelo, perché già da oggi, già da questo istante, con questa apertura, una persona che parte da Treviso arriva a Cologna 9 km su una pista ciclabile, quindi una bella opportunità di visita di 3 province venete che sono Treviso, Mantova. L'altro giorno siamo stati a Palazzo Balbi, l'assessore Calzavara ci ha spiegato un po' più nel dettaglio il bilancio e quindi di conseguenza anche questo aumento dell'addizionale IRAP. Lei arrabbiato, deluso da questo dibattito con le categorie economiche che fanno muro? Ma no, guarda, ci sta, ma il muro lo fai se sei davanti a una regione che ti ha spremuto come un limone. Noi siamo davanti all'unica regione d'Italia che non ha mai applicato tasse, che poteva applicare, per un equivalente di 1.179 milioni di euro all'anno, vuol dire che più o meno da quando ci siamo noi non abbiamo prelevato 16 miliardi di euro. Questa è una manovra che l'assessore propone da 40 milioni di euro, che è infinitesimale, e non è sui cittadini, sui singoli cittadini, e l'impatto gliel'ho chiesto anch'io, mi ha detto un bar pagherà 14 euro in più. Io non è che ce l'ho con i bar, magari potessimo togliere tutte le tasse, però dobbiamo far quadrare il bilancio, perché poi se chiedi servizi, infrastrutture, strade, in generale servizi a 360 gradi, bisogna che il bilancio si chiuda. Considerate che io ho fatto fare una cura dimagrante importante al bilancio della regione, quando sono arrivato la spesa libera della giunta era 500 milioni di euro, oggi la spesa libera della giunta dopo tutti questi anni è il 10%, poco più di 50 milioni di euro, quindi non ho neanche il rimorso di dire non hai fatto pulizia all'interno e chiedi soldi fuori. Funziona così, poi io penso che sia fondamentale guardare i fatti, guardare quello che stiamo facendo. Ultima cosa, sempre in quell'incontro con noi della stampa, l'assessore De Berti l'abbiamo sollecitata sulla pedemontana, si era un po' seccata, ma insomma comunque diceva continuate a parlare della pedemontana come se fosse il demone della viabilità del nord-est. Ma guardi, io penso una cosa, che se ne parla tanto, sarebbe quasi da arrivare all'obiezione di coscienza. Se uno gli sta sulle palle la pedemontana si fa interdire da utilizzarla, perché sento che io vedo i conti. L'assessore, scusi se la interrompo, ha detto poi ricordatevi che chi la contesta la usa. Sì, io vedo 70.000 veicoli al giorno dal lunedì al venerdì, qualcuno ci andrà. Vedo che si risparmia a metà strada, vedo che si inquina di meno, vedo che è molto più sicura rispetto a farsi la 4 ad esempio, che è l'alternativa. Vedo che comunque siamo assolutamente, le imprese l'apprezzano, perché ce lo dicono anche i cittadini. Anche qui c'è il tema dei costi. Vorrei ricordare che la strada nuova in Italia sono 94 km e mezzo di infrastruttura più 68 di strade libere, non a pagamento, queste nessuno le ricorda. Se si va a Bassano si vedono tutte le complanari.
E voglio ricordare che è quella che ha il pedaggio più basso a livello nazionale, tra quelle nuove. Poi vedo qualcuno che la paragona all'A4, ma l'A4 scusi, è stata realizzata 75 anni fa, eravamo nel 1949, cioè questa è la realtà. E quindi vuol dire che in quegli anni non c'erano neanche auto, però qualcuno è andato a farla la strada. Se facevi i ragionamenti che fa qualche fenomeno oggi, che la strada se non guadagna non va fatta, allora non avremo l'A4, non avremo l'autostrada del Sole, che pensi che il primo anno l'autostrada del Sole ha fatto 10.000 veicoli, cioè niente, oggi è collassata. Quindi questi sono i ragionamenti da fare, dopodiché se c'è qualcuno più bravo che riesce a far circolare i mezzi senza fare le strade, o fare le strade che guadagnano prima ancora che arrivino i mezzi, fatevelo presentare. Grazie al Presidente Luca Zaia, grazie a Simone Squarcina che mi ha assistito dal punto di vista tecnico. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie molto al Presidente Zaia, e ovviamente poi sentiremo anche un'intervista che ci ha rilasciato a margine di questa presentazione della nuova pista ciclopedonale. Adesso andiamo a Venezia perché i sindacati vanno verso lo sciopero per la situazione caotica dei trasporti. ACTV in diretta, Filippo Fois. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Si è appena conclusa la conferenza stampa, qua sono con i segretari di CGIL e CISL e UIL per quello che riguarda il trasporto. È stata una conferenza stampa molto animata, si è quasi trasformata in una piccola assemblea sindacale della quale vi daremo conto poi nei nostri prossimi telegiornali. Si va verso uno sciopero, presumibilmente il 9 di settembre, ma è una notizia che forse passa addirittura in secondo piano rispetto al quadro dell'azienda partecipata del Comune, che come sapete è entrata anche nell'inchiesta della Procura di Venezia, che si trova in una condizione per la quale è stato addirittura paventato l'ipotesi che tra 10 anni non possa più esistere, non ci sia più un servizio di trasporto pubblico a Venezia. Federica Vedova è segretaria generale della FILT CGIL per Venezia. Perché una previsione così catastrofica? Perché manca organico e i servizi li fanno le persone. Il problema non è il congedo parentale piuttosto che la legge 104, il problema vero è che le persone vanno in pensione, le persone si dimettono anche perché trovano un lavoro migliore di questo e il servizio non può essere fatto se non con le persone. Si è detto, e lo chiedo anche a Marino De Terlizzi, che invece è il segretario generale della FIT CISL per il Veneto. Come? Aggiunto. Perfetto. Il sindaco, per esempio, il sindaco Luigi Brugnaro ha detto che si prendono troppi permessi, insomma un po' è colpa dell'assenteismo dei dipendenti, mentre poi voi ci avete detto che qui ci siamo a 100 corse in meno rispetto al pre-pandemia e ne possono saltare anche 50 al giorno, addirittura, il che significa che c'è una mancata programmazione più che le assenze. Allora guardate, sulla questione delle assenze andrebbe pianificato il famoso K, andrebbe rivisto che è il coefficiente delle assenze a vario titolo. Poi sulla questione delle leggi 104 e dei congedi parentali dobbiamo sfatare questo mito che si è venuto a creare. La legge è uguale per tutti e per cui i cittadini che fanno il lavoro di autoferrotranvieri sono uguali e hanno le stesse necessità di tutti gli altri lavoratori. La badante ti prende il sabato e la domenica, piuttosto che i centri estivi sono chiusi sabato e la domenica, che qualcuno deve pur badare ai minori o purtroppo se si ha la sfiga di avere un disabile. Poi per quello che riguarda la programmazione d'esercizio, guardate, non è tanto la programmazione d'esercizio, è la programmazione sulla formazione e riqualificazione del personale che è venuta a mancare negli ultimi 10 anni e soprattutto negli ultimi 3 anni che non abbiamo neanche avuto un sostituto del capo personale. Questo perché tra l'altro guidare un vaporetto non è assolutamente una cosa facile, ci vogliono circa 3 anni prima di poter essere in grado di farlo. Francesco Sambo, che è segretario generale, è aggiunto anche lei? Regionale. Ok, della Will Trasporti. Ma perché nessuno vuole più fare questo mestiere? Noi abbiamo ricordato qualche anno fa, c'erano migliaia di candidati per qualche decina di posti, adesso invece è difficile trovare. Abbiamo una serie di problemi evidentemente. Il primo problema è sicuramente il contratto nazionale. Purtroppo il nostro contratto nazionale paga che è un contratto povero, quindi dobbiamo invertire quella tendenza dal punto di vista normativo ed economico. Questo è il primo dato. E poi a livello aziendale è chiaro che anche qui le condizioni di lavoro sono peggiorate e quindi è chiaro che i lavoratori
scappano e trovano altri lavori. Poi è chiaro che insomma un po' tutte le aziende sono in difficoltà, però un'azienda come la nostra, strutturata come la nostra, che dà un servizio, che deve dare un servizio come il nostro, che si trovi in queste condizioni, questa la dice lunga sul fatto di come è stata gestita, soprattutto in questi ultimi anni, la nostra azienda. Grazie, grazie. L'abbiamo detto poi tra l'altro che la CTV è tra le partecipate del Comune di Venezia che sono sotto la lente di ingrandimento della Procura nella cosiddetta inchiesta Palude. Si è venuto a sapere che questa indagine è partita addirittura 2 anni fa, nell'aprile del 2022, sotto la massima riservatezza, tant'è vero che i principali indagati erano nascosti dietro degli pseudonimi proprio per mantenere la segretezza sull'indagine. Pensate che il sindaco Luigi Brugnaro quindi era presente nelle carte della Procura come sabiniano milanese nato a Morterone il 1° gennaio del 1970. Sono dei nomi anche piuttosto pittoreschi, perché Sabiniano, poi siamo andati tutti a vedere chi era il 64esimo Papa, il quale non era un Papa molto popolare, presumibilmente è morto durante una rivolta popolare, anche se poi secondo la leggenda è stato ucciso in sogno dal suo predecessore Gregorio I, che l'ha colpito in testa con il bastone pastorale. Nato a Morterone, anche qui è curioso perché Morterone è in provincia di Lecco e con 33 abitanti è il comune più piccolo d'Italia. Gli altri indagati, Morris Ceronera, Ruben Alibacci, Derek Donadini, che è il vice capo di gabinetto Gregorius Bavarese, mentre l'immobiliarista di Singapore Kiat Kwon King era Sigismondo Malese. Queste sono le ultime novità, comunque poi vi rimandiamo naturalmente alle prossime edizioni del nostro telegiornale, anche e soprattutto per approfondire quella che è la situazione del trasporto pubblico locale a Venezia. A te direttore. Grazie molte, grazie molte Filippo Fois anche per questo excursus storico sui nomignoli affibbiati agli indagati nell'inchiesta Palude di Venezia. Torniamo alla cronaca nera e al raid vandalico nel cimitero di Cartigliano, dove sono state rovesciate delle piante e sparse un po' ovunque immagini sacre, ovviamente l'indignazione di tutto il paese. Sentiamo. Un gesto infame fatto da delle persone infami, da delle persone che se le definisco animali offendo gli animali, dunque un gesto che non riesco ad accettarlo, come non riescono ad accettarlo tutti i cittadini del mio paese. Il sindaco di Cartigliano Germano Racchella parla di gesto infame. L'intero paese è indignato per il raid vandalico messo a segno in pieno giorno all'interno del cimitero. Piante e vasi di fiori rovesciati, immagini sacre e lumini sparsi un po' ovunque. Una scena bruttissima, quella che si è presentata a coloro che sono arrivati in cimitero nel primo pomeriggio di ieri. Hanno preso una trentina di tombe e hanno messo a soqquadro piante, fiori, vasi e quant'altro. Dunque è stata proprio una bravata di un qualcuno che non so cosa voleva dimostrare. Oggi le tombe sono state sistemate e tutto è in ordine. Resta però l'amarezza per un gesto insensato, senza spiegazioni, odioso. Ora è caccia ai responsabili e il sindaco punta il dito su alcune bande di giovani che stanno mettendo a segno atti vandalici nel suo comune e non solo. Ultimamente ci sono molti atti vandalici, non solo a Cartigliano, ma sentendo i colleghi anche in tutto il territorio, e dunque che come sindaci ci dobbiamo porre delle domande ed eventualmente assieme anche all'azienda sanitaria trovare un sistema per fare, che ne so, dei progetti, dei corsi, un quant'altro, per riuscire a capire questi giovani soprattutto di cosa hanno bisogno, cosa gli manca, che cattiveria hanno dentro, che problematiche loro hanno. Sentiamo la rabbia e lo sconforto dei cittadini. Non c'è limite alla vergogna. Persone che si comportano così non c'è un modo di definirle. Un gesto inqualificabile. I cittadini di Cartigliano sono indignati, arrabbiati e allo stesso tempo rattristati per l'atto vandalico messo a segno all'interno del cimitero. Il Camposanto e i defunti vanno rispettati, tuonano. I cimiteri sono luoghi sacri e inviolabili. Questo è un cimitero molto curato dalle persone, perché tutti vengono a trovare i loro parenti, i loro cari. È tenuto sempre molto bene. Sicuramente qualcuno che aveva voglia
di divertirsi, si può dire così? Oppure era un po' su di giri e aveva bisogno di sfogarsi? Vabbè, uso questi eufemismi, non basta. Sentivo stamattina, sì, chi ha rabaltato tutti i fiori e il resto, insomma. Una brutta cosa, Il giorno d'oggi capita di tutto. Non è comunque la prima volta che accade qui. È già successo? Sì. Sarebbe giusto che il cantiere si sarasse, insomma. Comunque sono gesti che vanno condannati. Certo, insomma, questo è sicuro. Io spero che sia un caso isolato di una persona o di più persone che non sono a posto, però questo problema va risolto perché, mi ripeto ancora, è una vergogna. La prima pagina dell'Arena di Verona, centro profughi alla Genovesa, il comune rassicura i residenti e scoppia il caso politico. E poi furti, risse, bivacchi a Porta Vescovo, allarme degrado. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Tony Esposito e Simone Merlo e poi riprendiamo. Abitazioni, negozi, ma nemmeno le palestre si sottraggono alla furia dei ladri. Torniamo a Treviso. Che stanno perdendo il loro tempo perché la loro vita verrà buttata via facendo queste azioni che non servono niente, non portano benessere a loro e portano solo disturbo alla società. Quindi siete ancora in tempo, modificate la vostra vita. C'è poco altro da dire. I danni che hanno fatto qui sono irrilevanti, sono fastidiosi, sono delle cose che portano ad avere una cattiva opinione di queste nuove generazioni. Siete sempre in tempo per cambiare. Parla da padre, allenatore e uomo di sport Paolo Baggio e lo fa rivolgendosi direttamente agli autori dei furti che nell'ultima settimana hanno interessato la sua palestra, la De Ferrari di Via Benzi, ma anche altre due strutture della città, il dopolavoro ferroviario che si trova praticamente a ridosso e il centro padel di Via Selvatico. 3 colpi in pochi giorni con questi 2 ragazzi, forse nemmeno maggiorenni, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza nei luoghi colpiti. Alla De Faveri i ladri sono entrati dalla finestra lato ferrovia, una volta nell'ufficio hanno prelevato 100 euro e del materiale da lavoro. La scelta di rubare un vecchio computer e un vecchio telefono è poco importante per loro. Perché in quel computer comunque c'erano dei dati che a voi servono. Certo, c'erano dei dati abbastanza importanti, per fortuna siamo riusciti a salvare il gestionale, altrimenti sarebbe stato un vero dramma, insomma. Cambia Treviso e cambiano i giovani, dice De Faveri, che da sempre allena le nuove generazioni. La sua è una fotografia precisa, nitida. Vedo che il mondo si sta dividendo sempre di più, c'è una parte di bravissimi ragazzi che fanno le loro scelte, fanno la loro vita, combattono, studiano, lavorano, e una parte invece che non hanno ancora capito che vivendo in questa maniera otterranno molto poco nella loro vita. Ecco, questo è sostanzialmente la differenza tra due categorie che si sono create nel tempo. Questa è una mia opinione. Lo sport fa ancora la differenza? Lo sport fa molto la differenza, anche perché uno che è volenteroso nella vita e volenteroso anche nello sport. Purtroppo tanti ragazzi che rimangono coinvolti in incidenti stradali si celebreranno domani a Conselve i funerali di Arianna Cuccato, la sedicenne che è morta in un incidente stradale 2 settimane fa. Venerdì sarà una grande festa per Arianna Cuccato. Questa la volontà dei genitori per l'ultimo saluto alla sedicenne morta in un incidente lo scorso 28 luglio, tornando dal mare in macchina con 4 amici. Sarà lutto cittadino, come annunciato dal sindaco di Conselve, Umberto Perilli. Qualche giorno fa è confermato da un'ordinanza. Le esequie si terranno nel Duomo cittadino alle 16:30. Giovedì, intanto, alle 19:30 è previsto, sempre in Duomo, la preghiera del Rosario. È arrivato il nulla osta che permette di fissare la data del funerale.
La data scelta non è casuale. Sabato 10, infatti, la ragazza avrebbe compiuto 17 anni. Da qui la volontà dei genitori di ricordarla e festeggiarla. Tutta la comunità di Conselve si stringe attorno alla famiglia, tanto che sono stati predisposti maxi schermi e la chiusura delle strade vicino al Duomo di San Lorenzo. È stata predisposta anche una diretta streaming su YouTube per chi fosse impossibilitato a raggiungere Conselve. Arianna lascia mamma Alessia e papà Andrea, che hanno voluto ricordare la generosità e l'impegno per gli altri di Arianna con una raccolta fondi per la missione in Kenya dei padri canossiani di Conselve, missione che la ragazza avrebbe voluto visitare per portare il suo contributo. Sarà la chiesa di Roncaglia ad ospitare le esequie di Guido Chinello, il presidente dell'Associazione Amici del Mondo, investito da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali a Ponte San Nicolò. Ponte San Nicolò si prepara a salutare Guido Chinello, il presidente dell'Associazione Amici del Mondo, investito mentre attraversava le strisce lungo via Marconi. Sabato mattina, nella chiesa di Roncaglia, la comunità gli darà l'ultimo saluto. Molto il cordoglio nel comune alle porte di Padova. Il sindaco Gabriele De Boni, che fin da subito ha ricordato quanto fosse importante la figura di Chinello per la sua comunità, proclamerà il lutto cittadino nella giornata di sabato. Non solo questo, perché c'è anche la volontà di allestire una camera ardente al centro diurno Amici del Mondo, l'associazione di cui Guido Chinello era fondatore e presidente, nella giornata di venerdì, per permettere a tutti di salutarlo. Su volontà della famiglia, inoltre, il concerto previsto sempre per venerdì prossimo, organizzato dal Comune e dall'Associazione Amici del Mondo, si terrà e sarà dedicato proprio alla memoria di Chinello. È stata lanciata una raccolta di fondi per aiutare i titolari della bottega di via Barbarigo a Padova, che è stata distrutta da un'auto guidata da una turista americana. Dopo l'incidente che ha distrutto il laboratorio di restauro di via Barbarigo a Padova, è stata lanciata via internet una raccolta fondi per aiutare i titolari. Promotrice dell'iniziativa Silvia Giralucci, che sottolinea come l'incidente, oltre ai danni materiali, ha tolto ai titolari della storica bottega la possibilità di lavorare. Da qui l'idea di una raccolta fondi per affrontare le prime spese in attesa che le pratiche assicurative seguano il loro lungo iter. Lunedì mattina un'auto guidata da una turista americana era piombata sulla vetrina del negozio, distruggendola. La donna alla guida, per giustificarsi, aveva detto che aveva confuso il pedale del freno con quello dell'acceleratore. Grazie alla generosità dei padovani, in poche ore sono stati raccolti 1.500 euro dei 3.000 fissati come obiettivo. Vice di Francesco Rattai, il 13 agosto la Giunta della Regione del Veneto deciderà l'aumento dell'IRAP e ovviamente è partita una discussione, uno scontro soprattutto tra Lega e Forza Italia in Consiglio regionale. Sentiamo cosa dicono al riguardo i negozianti. Per quanto ne sappiamo, noi non è ininfluente per il tipo di attività che abbiamo noi come artigiani, però aspettiamo e vediamo cosa succede. Tra incertezza e delusione, l'annunciato aumento dell'IRAP, l'imposta sulle attività produttive previsto nel bilancio regionale che sarà presentato la prossima settimana e che coinvolgerà nel territorio veneto 184.000 imprese con specifici codici Ateco, coglie di sorpresa gli esercenti trevigiani che attendono di capire se e quanto impatterà sulle loro tasche l'addizionale che Palazzo Balbi ha deciso di applicare. 14 euro l'anno in più è stato l'esempio per un bar fornito dall'assessore al bilancio Francesco Calzavara, un aggravio minimo secondo la regione, e c'è chi la prende con filosofia. La cosa importante è che quando noi paghiamo le tasse, che sia IRAP o qualche altra cosa, ci sia un ritorno per la comunità. Tutto qua. Ma Confcommercio Treviso è in riga con le altre associazioni di categoria che si sono espresse sull'argomento manifestando preoccupazione. Raggiunta al telefono la presidente dell'Unione Provinciale Dania Sartorato è chiara. Sul tema IRAP ci confronteremo senz'altro con i presidenti a livello regionale in Confcommercio
e è un tema sicuramente delicato per il quale servirà estrema attenzione per le nostre imprese che stanno già dando molto e non abbiamo bisogno di ulteriori vessazioni. E sulla stessa linea sono la gran parte degli esercenti. È sempre una tassa in più, che siamo sobbarcati da tasse, paghiamo sempre tasse, quindi diciamo che è una cosa in più. Sono un po' deluso perché già siamo oberati di pagamenti, tasse e le spese del mantenimento di un locale sono sempre più alte, sia dalle spese fisse, quindi corrente, affitti e quant'altro, e in più se ci mettiamo anche a gravare sulle aziende con ulteriori tasse maggiorate, non credo sia la linea giusta per andare avanti e supportare il Paese. Uno sciopero di 8 ore cui seguirà un presidio durante la mostra del cinema di Venezia. Hanno iniziato la mobilitazione gli oltre 10.000 lavoratori veneti del turismo da anni in attesa del rinnovo del contratto nazionale. In Veneto sono più di 10.000 e sono in stato di agitazione. Lavoratori di grandi catene alberghiere, spesso extralusso, a Venezia o nel comparto termale Uganeo, oppure nei parchi divertimento del Garda. Il loro contratto è fermo dal 2016. Gli stipendi stanno diventando insufficienti a fronteggiare il costo della vita, mentre la continua crescita di flussi turistici sta rendendo i carichi e le condizioni di lavoro sempre più difficili. Tutti gli altri contratti nazionali del settore sono stati sottoscritti. Per il loro, da negoziare con Federturismo e AICA, entrambi in area Confindustria, le trattative sono ferme. La controparte ha messo in campo delle tematiche di parte normativa anche molto delicate che creerebbero grande flessibilità e precarietà in questo settore che di tutto ha bisogno fuorché di questo. Di fronte anche al peggioramento delle condizioni lavorative, gli addetti del settore incroceranno le braccia per 16 ore, 8 ore di sciopero organizzate nei territori e 8 con presidio al Lido di Venezia il 7 settembre. Vogliamo visibilità per questi lavoratori delle grandi catene alberghiere, perciò andremo vicino agli alberghi dove saranno alloggiati i principali attori della mostra del cinema per portare la nostra manifestazione e le nostre necessità. Ad attendere il rinnovo del contratto di lavoro nazionale, peraltro paradossalmente rimasta solo la frazione di lavoratori turistici impiegata prevalentemente in alberghi di lusso, magari da oltre 1.000 euro a notte, spesso di proprietà di grandi gruppi finanziari. La gente ha bisogno del rinnovo perché in questi anni è stata massacrata e noi vogliamo fortemente avere un rinnovo che preveda che un lavoratore che lavora in un albergo pluristellato, questo va sottolineato, abbia almeno lo stesso stipendio che percepisce un collega che lavora in un albergo vicino ma che di stelle ne ha molte meno. E domani lo sciopero dei balneari da Bibbione a Rosolina con ombrelloni chiusi come protesta per la riforma delle concessioni. Si sono spaccate le sigle dei balneari, Assobalneari, e non è d'accordo con lo sciopero perché non vuole che vengano penalizzati i consumatori. Ne parleremo stasera, ci sarà anche Alessandro Berton, presidente di Union Mare. Intanto vediamo il servizio. Si chiama Bolkestein, si legge protesta, è quella che i balneari veneti metteranno in atto venerdì prossimo, 9 agosto, con il cosiddetto sciopero degli ombrelloni, ovvero ombrelloni e lettini chiusi dalle 9 alle 11 del mattino. Contro il governo e il Parlamento che chiude i lavori agostani per ferie, senza tutelare la categoria, ovvero senza approvare una legge che garantisca la balneazione attrezzata. Spiega così il presidente del settore del sindacato interprovinciale di Venezia e Rovigo, Lorenzo Braida, i motivi dello sciopero. Si dice decisamente insoddisfatto rispetto all'ultima seduta del Consiglio dei Ministri di stamane con il ministro Raffaele Fitto. Non ha prodotto nessun tipo di decisione per quanto riguarda i balneari e quindi venerdì mattina anche il Veneto si adeguerà, diciamo, a quelle che sono state le scelte del sindacato italiano balneari. Per quanto ci riguarda, da Bibbione a Rosolina ogni concessionario esporrà delle locandine, dei manifesti attraverso le quali l'utenza potrà capire
quali sono le ragioni che ci portano a chiedere al governo di legiferare finalmente, una volta per tutte, con delle regole chiare, valide su tutto il territorio nazionale, per poter ottenere le nuove concessioni. Concessioni che hanno costi decisamente elevati, contrariamente a quanto si pensa, sostiene Braida. Si investe molto sui servizi dedicati al comparto insieme agli alberghi, la ristorazione e il settore immobiliare, ed anche con l'ente pubblico, quali i consorzi arenili, conclude. Un caldo da morire, temperature molto alte anche oggi e domani, sarà un weekend bollente e se non va negli uffici l'aria condizionata davvero la situazione diventa insopportabile. È successo e succede nelle poste, che sono 70 uffici sono stati costretti a chiudere. Sentiamo la protesta della CGIL. Sono circa una settantina gli uffici postali che in Veneto hanno chiuso tra il 1° luglio e il 7 agosto. A denunciarlo la CGIL regionale, che spiega come alcuni di questi siano fermi già da un mese. I motivi delle chiusure, secondo il sindacato, sarebbero per lo più imputabili a lavori di manutenzione, soprattutto per quanto riguarda l'impianto di climatizzazione. Soprattutto in occasione della riunione periodica annuale sulla sicurezza, dove lamentiamo appunto la necessità di provvedere per tempo a fare manutenzioni e riparazioni degli impianti. In certi uffici, sottolinea la CGIL, come ad esempio quelli di Venezia Centro, Sottomarina, Cavallino, Stra, Conselve, Roncade, Breda, Mogliano e ancora Spresiano, Soligo, Treviso, Arzergrande e Scardovari, le temperature degli uffici avrebbero raggiunto un livello tale da rendere complicata per clienti e dipendenti la permanenza all'interno. È inammissibile che un'azienda che macina utili record 1,9 miliardi lo scorso anno sia nelle condizioni di dover chiudere i propri uffici perché hanno contratti di manutenzione che fanno sì che i pensionati che vanno in coda agli uffici postali muoiono di caldo perché non funziona la climatizzazione. Allora, Nicola Atalmi, andiamo a Bassano del Grappa, dove nella vicenda dell'Eco Piazzola di San Vito spunta un documento clamoroso, una lettera. Prometteva la sospensione del progetto, ma non ci sono passaggi formali negli uffici comunali e in quelli dell'Etra. Ci dice tutto Ferdinando Garavello. L'Eco Piazzola di San Vito si farà, anzi no, anzi forse. Quel che era iniziato come un normale percorso condiviso fra cittadini, comune ed Etra diventa un pasticcio estivo con tensioni istituzionali e sociali. La faccenda è solo all'inizio, anche se affonda le proprie radici addirittura nel 2015, con i primi passi del progetto oggi tanto osteggiato. E dal cassetto, letteralmente, balzano documenti che scompigliano le carte in tavola. Già, perché proprio nel bel mezzo del tira e molla spunta una lettera spedita da Elena Pavan il 3 giugno di quest'anno ai cittadini del quartiere di San Vito, che si erano lamentati per l'ipotesi di costruzione dell'Eco Piazzola nell'area di sgambamento cane di Via Cogo. La nota è infatti intitolata "Disappunto per la collocazione di compattatori e campane per la raccolta rifiuti". Nella lettera di giugno l'allora sindaca Pavan fa una premessa doverosa, ricordando che il progetto aveva già ricevuto il via libera dal Consiglio di quartiere del 22 gennaio e da 2 successivi incontri con gli assessori comunali. Il comune aveva quindi approvato a marzo il progetto dell'Eco Piazzola nell'area di sgambamento cani, insomma tutto in ordine, ma, e qui la faccenda inizia a farsi davvero complicata, Pavan scrive anche che, alla luce delle richieste pervenute dal quartiere e sentita Etra, l'iter del progetto è stato sospeso per fissare un altro tavolo al quale far sedere comune, Etra, quartiere e residenti. L'obiettivo? Valutare e condividere lo spostamento dell'Eco Piazzola. Ecco, questo dicono le carte, anzi la carta al singolare, perché, e qui la faccenda si complica ulteriormente, fonti interne al municipio dicono che gli uffici non siano stati informati di questo stop. Lo stesso dice Etra, alla quale non risulta alcun documento. Certo, un contatto ci sarà anche stato, ma non è stato seguito poi dalle formalità di rito. Ovvero, la delibera non è stata annullata, il progetto non è stato fermato e quindi Etra va avanti per la sua strada, come è normale in un caso come questo.
A questo punto però viene piuttosto semplice calarsi nei panni dei cittadini che 2 mesi fa si sono sentiti dire dalla prima cittadina che il progetto era sospeso e 2 giorni fa si sono visti invece arrivare le ruspe in quartiere. Il cortocircuito sta infiammando l'estate bassanese e nelle scorse ore ETRA ha incontrato l'amministrazione comunale per fare il punto sulla situazione e capire come incardinare il percorso. Nel frattempo la Multiutility esprime perplessità. Sentite. È dal 2015 che si parla di questa ecopiazzola da realizzare in quel di Bassano. E sinceramente abbiamo fatto tutti i passaggi istituzionali, abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni, abbiamo un finanziamento PNRR per la realizzazione e salta fuori qualche cittadino che incomprensibilmente dice di no. Noi siamo per l'Italia di sì, ma di fronte a questi no incomprensibili che fanno perdere denaro pubblico, che fanno peggiorare il servizio, perché non mi era mai successo di avere un cittadino che mi chiede di non fare una ecopiazzola, quasi sempre mi chiedono di farla. Allora sentiamo le reazioni dei residenti. Continua la protesta dei residenti di San Vito di Bassano dopo che sono stati avviati i lavori di bonifica da ordigni bellici proprio in quest'area all'interno dell'area sgambamento cani. Il tutto parrebbe per poi posizionare una sorta di ecopiazzola, dei press container che andrebbero a sostituire la raccolta porta a porta delle immondizie, cosa che fa andare su tutte le furie proprio gli stessi residenti. Se questa piazzola viene fatta qui, continueremo a pagare i soldi che paghiamo adesso. Io spendo 400 euro all'anno, ognuno di questi vale 100, 200, 300, 400 euro. Continueremo a pagarli ugualmente e in più dovremo muovere il sedere, spendere benzina, usare la macchina per conferire i rifiuti qui. Voi dite vogliono togliere il porta a porta. Se c'è l'ecopiazzola, il porta a porta viene eliminato, bisogna dirlo a tutti. A lei va bene che tolgano il porta a porta? A me no. No, assolutamente. No, perché adesso se fanno qua quelli che stanno nella chiesa che sono distanti, come fanno gli anziani, bisogna che tengano porta a porta almeno per gli anziani, perché non possono mica venire qua col sacchettino dell'umido per dire. Si parla tanto di clima, di green e dopo dovremo ogni giorno portare con le nostre macchine il sacchettino della spazzatura e voglio vedere se ci sono migliaia di persone che portano questa spazzatura agli ecocompattatori, quanto inquinamento ci sarà. E non si fermano i residenti di San Vito che si sono trovati le ruspe in azione senza alcun preavviso, si sentono presi in giro, si sentono soprattutto abbandonati e messi in secondo piano. Io sto a guardare come agiscono e se partiranno i lavori qui noi agiremo di conseguenza. Cosa siete pronti a fare voi? Di tutto, sicuramente faremo ancora un altro ricorso al TAR se occorre, abbiamo già fatto uno, ne faremo un altro e andiamo avanti fino a che non impediamo non so come dirlo. Se lei potesse lanciare un messaggio al sindaco, cosa gli chiederebbe? Che si metta una mano nella coscienza. Tutto là. Allora questa è la situazione a San Vito, a Bassano e adesso andiamo e poi ci dà un minuto e torniamo da voi. Si è spento al Cafoncello, dove era ricoverato da qualche giorno, Adriano Zanotto, ideatore del premio letterario Gambrinus Mazzotti. Zanotto, 87 anni, nell'82 era stato tra i fondatori del prestigioso riconoscimento nato con la volontà di mantenere viva la memoria di Bepi Mazzotti, di cui Zanotto fu amico fraterno, condividendo con lui l'amore per il buon cibo e per la tradizione. Sul finire degli anni 70 Zanotto iniziò a coltivare l'idea di legare il nome del proprio ristorante ad un grande premio letterario e quando nell'81 mancò Mazzotti non ebbe dubbi, il suo progetto si sarebbe concretizzato in memoria e onore del grande amico. Il premio venne presentato il 16 maggio del 1983 al Circolo della Stampa di Milano e sin dalla prima edizione la cerimonia della premiazione si svolse nel Parco Gambrinus, ristorante di San Polo di Piave che fondato nel 1947 dalla famiglia Zanotto guidava questo ristorante dal 1958. Parte da Padova il primo Disability Pride regionale, l'appuntamento è per il 14 e 15 settembre tra convegni, laboratori e mostre.
Il tema della disabilità e delle persone con disabilità deve essere affrontato a più livelli, quindi non solo a livello, vogliamo un po' cambiare la cultura del mondo della disabilità, della visione, quindi passare da una visione solo assistenzialistica a mettere al centro la persona con disabilità. Questo è l'obiettivo che si punta a raggiungere con il Disability Pride. A 9 anni dal primo Andy Pride, dopo aver toccato le principali città italiane, per la prima volta l'orgoglio disabile viene celebrato a livello regionale, sbarcando in Veneto. Il 14 e 15 settembre a Padova convegni ed eventi per ribadire quelle che sono le parole d'ordine per le persone con disabilità, autodeterminazione e progetto di vita. Parlare di inclusione significa parlare di qualcosa che è escluso. Bisogna invece, spiega Frizzarin, parlare di inserimento, di integrazione, del far parte della società come tutti i cittadini. È giusto parlarne perché è giusto mettere al centro la persona e non la disabilità. E poi credo che sia giusto che la persona con disabilità, indipendentemente da ciò che ha, sia parte attiva della società, di essere parte attiva e integrante e non essere inclusa, ma fare parte della società. Sabato 14 al Bo verranno organizzati convegni per parlare di turismo inclusivo, stereotipi, progetti di vita, mentre domenica ci sarà la parata da Piazza Garibaldi a Piazza delle Erbe. Qui sarà possibile partecipare a laboratori di accessibilità sensoriale e motoria, sport e mostre d'arte. Eventi aperti alle persone con disabilità e alle loro famiglie, ma anche e soprattutto ai cittadini normodotati che attraverso esperienze mirate potranno conoscere la disabilità vissuta nel quotidiano. L'appuntamento di Padova vuole essere solo l'inizio di un lungo percorso. Quindi è un po' la data zero e l'idea poi è di farlo diventare itinerante, quindi che tocchi tutte le province del territorio. Un tocco di colore alle aule della scuola. I ragazzi delle medie di Ponzano hanno dato vita al progetto Dipingiamo la scuola, trasformando con un'onda colorata i muri delle aule. Ce ne parla Elena Dal Forno. E credo che sia stata un'ottima idea, ma venire a dare l'invito a che dei ragazzi possano venire qua a dipingere, così quando arrivano a scuola non ci sarà come posso dire, una stanza tutta bianca, sarà un po' allegra e colorata. Con pennelli, rulli e secchi di colore come fossero dei veri professionisti, i giovani studenti dell'Istituto Comprensivo di Ponzano, coordinati da insegnanti e genitori, hanno dato vita al progetto Dipingiamo la scuola, tra aggregazione e inclusività per restituire un po' di colore ai bianchi muri delle aule, con la gioia negli occhi e le mani sporche di bellezza. Mi sono divertito, abbiamo fatto anche un bel gruppo e è stato divertente e spero che il prossimo anno si può continuare ad andare anche sulle aule di sopra. E poi vedere gli adulti mettersi in gioco è stato importante. Penso che sia stata un'esperienza un po' strana, perché vedere per esempio la prof di tecnologia usare il rullo sui muri è stato un po' strano. Il progetto fa parte del più ampio benessere e senso di appartenenza che intende dare più proposte formative ai ragazzi. L'idea di fondo era un lavoro fatto dagli insegnanti con i genitori e i ragazzi, quindi perché la scuola è una comunità in cui ruoli diversi, ma tutti lavoriamo per stare bene e per creare un ambiente condiviso. Uno dei punti chiave è anche l'aspetto psicologico ed emotivo dell'apprendimento. Farlo in un ambiente bello, colorato e creato insieme credo possa beneficiarne anche poi l'apprendimento e quindi la didattica. Entusiasta anche il sindaco, che con poca spesa e molta resa ha unito felicemente una comunità. Hanno compreso la necessità di essere un'unica comunità, che non è solo quella di un'amministrazione che costruisce un edificio o di una scuola che insegna ai ragazzi la loro crescita culturale ed educativa, ma anche di essere uniti nel mantenimento di un bene che appartiene a tutti, e avere una scuola bella e colorata fa bene a tutti. Ma la cosa più bella di questa esperienza? Sporcarsi insieme ma vedere come i ragazzi erano entusiasti, insomma, di partecipare, di dare una mano a fare qualsiasi cosa, anche le semplici pulizie. Bene, tutto per oggi, grazie per aver scelto l'informazione di Focus TG, i registi Tony Esposito e Simone Merlo. Ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Buona giornata, grazie.